Siamo con Tullio Ledda, difensore della Macomerese, protagonista di questa semifinale di ritorno di Coppa Italia. Tullio, tu da Bolzano come hai vissuto questa partita? Ma ci abbiamo provato, abbiamo dato il 100% contro un ostrico Bosa che sapevamo che è una delle più forti squadre che c'è nel girone A. Abbiamo fatto il nostro meglio, il primo tempo li abbiamo schiacciati, poi purtroppo nel secondo, causa campo e tutto, abbiamo un po' mollato perché le gambe un po' hanno ceduto. Abbiamo giocato anche domenica. Ci abbiamo provato, onore a loro che hanno vinto l'andata 2-0 meritatamente, oggi meritavamo qualcosa in più noi, però va bene così, ci abbiamo provato. Il fatto che non ci fossero i due carboni vi ha dato una motivazione in più a provarci? Sì, ci avremmo provato lo stesso anche con Torre e con Rubi, però è normale che mancando quei due giocatori ti dà qualcosa in più per provarci ancora di più. Però dai, quelli che li hanno sostituiti sono andati alla grande lo stesso. Ecco, adesso ripensate al campionato dove dovete conquistare la salvezza il prima possibile. Sì, che quello è il primo obiettivo della stagione. Adesso abbiamo tutte e 4 battaglie, proviamo a fare più punti possibili per uscire dalla zona calda. Qual è la partita che ti lascia maggiori recriminazioni del campionato? Nel campionato soprattutto le partite in casa, perché questo campo a noi ci penalizza molto, perché è un campo sempre bagnato, è impossibile giocare, giochiamo molto meglio in trasferta. Diamo un consiglio a mister Coscusa, magari ti schieri davanti quando c'è bisogno di fare gol, no? Visto che tu li hai sempre fatti. Ci sono 4 attaccanti tutti di primo livello, purtroppo per adesso sta andando male, però arriveranno i gol pesanti che ci permetteranno di salvarci. Ecco, invece fammi i nomi di 3 grandi difensori di questo campionato di promozione. Di tutti e 2 i gironi? Sì. Uno sicuramente è Antonio Mattiello, che è uno dei più forti che c'è in Sardegna. Il secondo è Giancarlo Piras della Montalbo, che è veramente un signor giocatore. Il terzo è il difensore dell'Iva Maddalena, che non ricordo il nome adesso. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta, no? Anche in questo campionato. Benissimo, tu ti ringraziamo, comunque complimenti a te per quello che stai facendo con la Macomerese, un grande in bocca al lupo a questo finale di stagione. Grazie mille. Grazie.